Senatore, però l'occasione è ghiotta, molto ghiotta per chiederle qualcosa per le regionali. Ad oggi il suo partito ha scelto due candidati. Il 23 e il 24 mi sembra si vota per le regionali. Ci sono novità, tutto è stand by, lei sicuramente sa, ne sa molto più di quanto non vorrebbe dire. Come gli altri tre candidati? Ti ringrazio così per darmi questa importanza. Realmente non è che si sappia molto, siamo in attesa di avere il candidato della Regione Veneto che sarà espressione della coalizione, per cui comunque sarà condiviso. È chiaro, non voglio essere ipocrita, io auspico che sia di Fratelli d'Italia. Noi abbiamo le persone giuste che possono essere degli ottimi governatori del Veneto e che quindi che possono succedere senza, come dire, rimorsi, senza rimpianti l'attuale presidente uscente Luca Zaia. Stiamo in attesa, fiduciosa attesa. I rumors parlano per il settore femminile di un ex assessore. Sono rumors o... Ma quell'assessore femminile è indubbiamente un assessore dalle grandi capacità, è un assessore che è stato ed è del nostro partito, per cui è indubbiamente ammirevole il fatto che possa aspirare a questo ruolo e ne ha tutte le capacità. Dire se sarà lei piuttosto che un altro non lo so. Io dico che qualora questo viene scelto dal Fratelli d'Italia, dal nostro partito, sarà comunque un'ottima scelta.